Si presenta con 816 espositori e 136 convegni e workshop, 11 padiglioni, oltre a 6.000 metri quadrati di aree destinate alle mostre zootecniche con accreditati 28 paesi, la 117ª Fiera Agricola, a Verona dal 4 al 7 febbraio prossimi. L'edizione 2026 di Fiera Agricola si poggia su 3 pilastri, con tutti i principali settori dell'agricoltura rappresentati: meccanica, zootecnia, colture specializzate, energie rinnovabili, servizi e multifunzionalità delle imprese agricole, con un intero padiglione dedicato all'agricoltura di precisione, digitalizzazione e robotica, smart irrigation. Energie rinnovabili in agricoltura e biosolution per traghettare l'agricoltura verso le nuove tecnologie come la transizione digitale ed ecologica. E l'avvento dell'intelligenza artificiale. Fiera Agricola si rivolge a imprenditori agricoli, allevatori, agronomi, veterinari, alimentaristi, contoterzisti, a tutto il grande mondo del primario. Sono attesi a Verona nei prossimi studenti da ogni parte d'Italia e la tappa finale della gara di selezione delle bovine da latte, in collaborazione con Associazione Italiana Allevatori e Anafibi. Fiera Agricola rappresenta in Italia un punto di riferimento per il settore con eventi che affrontano i grandi temi del settore, dalla politica agricola comune all'intelligenza artificiale. Un settore che in Italia vale 77,1 miliardi di euro e costituisce la base di un sistema agroalimentare da 700 miliardi, pari al 15% dell'economia nazionale. Ricordiamo l'inaugurazione ufficiale di Fiera Agricola mercoledì 4 febbraio e gli stati generali della zootecnia venerdì 6 febbraio.